che in questo tipo di binario, oggi in Sicilia non ce n'è più in esercizio, questa misura è 950 mm. Per avere un'idea, il binario a scartamento ordinario, quello su cui qualcuno di voi passa con il treno, ha la misura di 1435 mm, quindi 50% in più circa. Questa misura ormai è uno standard internazionale, tutte le ferrovie europee ormai adottano questa misura, quindi per questo i treni riescono anche a attraversare i confini senza avere problemi. Le rotaie che si utilizzavano per armare questo tipo di binario erano rotaie del tipo 27. Questo numero esprime il peso per metro lineare, cioè un metro lineare di questa rotaia pesa 27 kg, ovviamente è nuovo perché questo è un pochettino deteriorato. Questo tipo di identificazione viene utilizzata anche adesso. Noi avevamo già all'epoca in cui erano in esercizio queste linee, i binari a scartamento ordinario con il rotaio RA36, 36 kg a metro lineare. Invece RA significava rete adriatica perché poi lo standard delle rotaie della rete adriatica fu esteso a tutta Italia. Poi via via negli anni si andò utilizzando un tipo di armamento sempre più pesante, si passò al 46, quindi 46 kg, al 50 e oggi siamo al 60. Il 60 kg per metro lineare è ormai uno standard anche questo internazionale. E non si usano più ovviamente le traverse in legno, tranne alcuni tratti che negli anni non sono stati rinnovati, si usano delle traverse in cemento che a differenza di non queste, quelle dello scartamento ordinario pesano 70 kg ciascuna, quelle in cemento pesano 250 kg. Quindi oggi abbiamo dei binari che rispetto a questi richiedono per il ripristino della geometria interventi sporadici o comunque interventi con le macchine operatrici perché non è più pensabile fare interventi manuali. Pensate che questi tipi di binario, qui c'erano delle squadre in ogni stazione che cominciavano a fare il livello manuale da una stazione, arrivavano all'altra e poi tornavano indietro e ricominciavano. E quando parliamo di livello manuale parliamo di interventi che erano mirati a ripristinare la geometria perché il binario sembra così buttato a terra e i treni ci passano sopra, ma in realtà ci sono le tolleranze millimetriche. Quindi questo tipo di armamento che era molto leggero, quindi molto soggetto anche a deformazioni, con il passaggio dei treni che causa delle vibrazioni e anche il martellamento perché potete vedere questa è una giunzione. Prima ce n'era uno ogni 6 metri, ora non ce ne sono più, ora il binario è interamente saldato, senza soluzione di continuità. Prima invece questi erano dei punti deboli, in questo caso erano anche sospese, mentre nelle linee a scartamento normale c'erano sotto le traverse doppie per dargli più resistenza. Questi erano dei punti deboli perché il martellamento dei treni causava una modifica della geometria e si doveva intervenire continuamente. Un'ultima cosa, che è anche una cosa che tutt'oggi si fa nei pochi tratti ancora armati in legno, potete osservare lì che ci sono tipo dei buchi tappati, quelli che ci sono messi dentro si chiamano cavicchi, perché nelle traverse in legno, quando non c'è più la tenuta di questi bulloni che si chiamano caviglie, prima di procedere alla sostituzione, se le traverse sono ancora in buone condizioni, si fa la rilavorazione, sarebbe a dire si tolgono le caviglie, si sposta la traversa di alcuni centimetri, si rifanno i buchi e si piantano di nuovo le caviglie per dargli ancora qualche anno di vita. Una volta si faceva sistematicamente i buchi abbandonati per evitare che la traversa poi marcisca, si tappavano con i cavicchi in legno. Questo per esempio era stata rilavorata 2 volte, che era una cosa non consentita ma si faceva spesso perché a volte si interveniva in emergenza e quindi si lavorava con quello che si aveva. Vi ringrazio. Bravo! Ho notato che ha studiato in queste ultime 2 sere. Ringraziamo Michele Cunetto, socio di Ferrovie Caos e capotronco di Rocca Palumba.